Eccoci insieme, ben arrivati qui con noi, siamo naturalmente in diretta. Il tema è molto importante, come ve l'avevo già detto ieri e anche oggi ripetuto naturalmente. Parliamo delle domeniche con le aperture o le auspicabili chiusure dei negozi. Non è una questione di poco conto, perché a seguito della liberalizzazione voi sapete che non ci sono più orari, non ci sono più limiti e questo ha provocato delle ripercussioni anche molto gravi, non tanto ma anche nella grande distribuzione per chi ci lavora naturalmente. Quindi immaginate famiglie che non hanno un attimo di tempo per se stesse, per il proprio tempo libero che è lecito avere nei giorni normali di festività, quali possono essere per esempio le domeniche, ma poi la competitività, la concorrenza che esiste con i piccoli negozi che non riescono comunque a reggere il confronto. Verso dove si vuole andare? Poi c'è stato o non c'è stato un effettivo incremento delle vendite, come avrebbe dovuto essere l'intento di questo tipo di deregulation, quindi rilanciare i consumi, rilanciare il commercio? Beh, secondo i dati che sono stati divulgati dalle ricerche, io qua ho Confimprese, le vendite sono in calo del 2,69% nei centri commerciali in Italia e del 2,57% nel Triveneto. E questo cosa vuol dire? Che sostanzialmente se questo è il budget da destinare alla spesa, che tu lo spalmi in una settimana di 7 giorni o che tu lo spalmi in meno giorni, quello è il budget, non è che si moltiplica, i soldi degli italiani sono sempre meno. E allora cerchiamo di vedere cosa l'associazione di categoria, ovvero la Confesercenti, sta cercando di fare. Una raccolta firme importantissima, molti di voi avranno notato che ci sono dei banchetti nelle piazze della Confesercenti che chiedono la vostra firma. Perché la chiedono? Che cosa sta succedendo? Diamo la spiegazione, anzi la darà il nostro ospite, l'esperto di quest'oggi, Maurizio Franceschi, ben ritornato, direttore Confesercenti Veneto, che ci spiegherà questo arduo compito di raccolta di 50.000 firme, perché è un progetto di legge popolare, e di tutte le iniziative. La prossima un convegno che ci sarà a Padova, molto significativo, e vediamo di capire di più. Ma noi stiamo continuando questa battaglia che riteniamo una giusta battaglia per 100.000 ragioni. Il decreto Salva Italia, che ha liberalizzato le aperture domenicali, a distanza di un anno il bilancio che possiamo fare è un bilancio negativo su tutta la linea. Quindi salvano molto. Sì, ha salvato ben poco. O forse interessi di più grossi, insomma, dai. Sì, diciamo che tutte le motivazioni per le quali è stato fatto questo provvedimento, e cioè che a fronte di una situazione di crisi economica che tra l'altro permane, il fatto di liberalizzare le aperture domenicali e degli orari, perché ricordo che si può aprire 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, doveva produrre tre, effetti. Il primo effetto era la ripresa, contribuire meglio alla ripresa economica. Gli esperti dicevano, o meglio quelli che sostenevano questa tesi, dicevano che le aperture domenicali e la liberalizzazione degli orari avrebbe prodotto un aumento di 1 punto del prodotto interno lordo, quindi non stiamo parlando di poca cosa. Ricordo che il 2012 si chiude con un meno 2,4% di prodotto interno lordo. Quindi, primo risultato, le aperture domenicali non hanno prodotto un bel niente da questo punto di vista. Il secondo dato doveva produrre o contribuire meglio alla ripresa dei consumi. I consumi sono tornati indietro di circa 15 anni. Lei leggeva un dato, io ho un altro dato più recente che riguarda il nostro Veneto, perché se lo vediamo a livello Paese Italia probabilmente è anche maggiore, e c'è stata una riduzione dei consumi nei primi 9 mesi del 2012
pari a circa il 6% rispetto all'anno scorso. Caspita. Quindi... Ecco, intanto io chiedo alla regia se possono incominciare a mettere in onda le locandine, che così intanto i nostri telespettatori le seguono e possono vedere, ecco, ben preciso. Questa qua è l'iniziativa sì. Domenica sempre aperto, e perché esatto. Sì e perché no, stiamo valutando gli aspetti, intanto continuiamo a mettere in onda. Il terzo dato riguarda l'occupazione. Anche qui possiamo leggere sia i dati nazionali che i dati, diciamo, regionali. Per quanto riguarda i dati nazionali, ultimi notizie di questi giorni, nel giro di 3 anni abbiamo perso 560.000 posti di lavoro. Se a questi aggiungiamo anche 560.000, ma se a questi aggiungiamo anche il miliardo di monteore di cassa integrazione, che tradotto in persone diventano altri 500.000 persone, significa che noi abbiamo attualmente circa 1 milione di posti di persone che sono senza lavoro o in cassa integrazione, che comunque non partecipano e non contribuiscono, non certamente per colpa loro, alla ripresa economica e tantomeno ai consumi. Allora che cosa dobbiamo dire? Che a tutti questi aspetti, che sono tutti negativi, e che quindi la liberalizzazione delle aperture e degli orari in un momento di recessione e di depressione economica non poteva certamente produrre nessuno di quegli effetti. Anzi, a logica così, secondo la logica del buon padre di famiglia ci si poteva immaginare. Ha prodotto degli effetti che sono negativi, perché quali sono gli effetti negativi? Intanto a queste persone lavoratrici e lavoratori, e alle piccole imprese, perché di questi parliamo, si è sottratto anche il loro tempo libero. E cioè, dopo averli messi in una condizione di estrema difficoltà da un punto di vista dell'occupazione, dell'aumento della tassazione sia quella nazionale che quella locale, noi abbiamo tolto agli italiani, alle persone, ai tanti cittadini italiani anche il loro tempo libero, cioè quello che nella domenica è il momento, non solo perché lo dice la Chiesa, la Conferenza Episcopale dei Vescovi, che ha aderito a questa iniziativa. Anche questo è un dato che va sottolineato, sì, come un'associazione che rappresenta le imprese e quindi l'economia di questo nostro Paese, va bene, si sposi assieme alla Chiesa. Perché? Perché condividiamo gli stessi valori, che non sono solo quelli economici, ma sono anche i valori delle persone, e cioè che alla domenica le persone devono dedicare il loro tempo a se stesse, alle persone care, al riposo della mente e del fisico. Va bene. Allora, aver tolto anche questo in una situazione già di difficoltà sta producendo degli effetti molto negativi, e infatti questo clima di insofferenza, quasi di rabbia, che si registra sia nei piccoli imprenditori che nei lavoratori, è tutto comprensibile, perché è la sommatoria di tante cose negative. Per ultima si è aggiunto appunto questa del tempo libero. Ecco. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di non rassegnarci. Ecco, perché il tutto era partito un po' in sordina, non si capiva dove, veramente se si poteva ottenere qualche cosa oppure no. Però voi invece avete continuato con tenacia da questo punto di vista, sì, quindi da una semplice movimento, manifestazione che c'era stata, eccetera, avete detto no, noi vogliamo che qualcosa cambi, perché il governo era sordo ai richiami, lo è stato palesemente. E qui vorrei che ci spiegasse un attimo, ma la legislazione regionale concorrente quanto c'entra, e quindi la presenza che ci sarà anche dell'assessore regionale, che ruolo viene ad avere? Intanto diciamo che noi non ci siamo rassegnati all'accettazione, diciamo, di questo provvedimento che è stato approvato dal Parlamento, né ci siamo rassegnati a una recentissima sentenza della Corte Costituzionale
che ha dato ragione al governo centrale rispetto al ricorso che avevano fatto le regioni, tra cui anche la regione Veneto, dove rivendicavano la competenza in materia di orari. Qui c'è un contenzioso di competenze, cioè il governo nazionale dice, e la Corte Costituzionale ha confermato, che il tema degli orari è materia di concorrenza. La Regione dice invece è materia di orari e quindi la materia di commercio, meglio, certo. è competenza. Quindi qui è andata così, rispettiamo la sentenza della Corte Costituzionale. Però nulla impedisce al futuro Parlamento, ed è per questo che in questa fase di campagna elettorale noi chiederemo ai parlamentari veneti, ai candidati parlamentari veneti, di impegnarsi e di rispondere molto chiaramente se condividono o meno questa nostra battaglia, e cioè se si impegnano a modificare in Parlamento l'attuale legislazione, perché questo è possibile. Ricordo che le firme che noi stiamo raccogliendo a livello nazionale, dobbiamo raggiungere le 50.000 firme e le raccoglieremo tranquillamente, perché tante sono le adesioni. Oltre al grande contributo che ci stanno dando le parrocchie, ci sta dando tutto il mondo, diciamo, della Chiesa, c'è un grande contributo che ci viene dato anche da parte delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Venerdì abbiamo questo importante convegno per rilanciare questa iniziativa. L'obiettivo che abbiamo è di raggiungere solo nel Veneto le 20.000 firme. Su 50.000 solo il Veneto ci diamo l'obiettivo delle 20.000 entro aprile. Entro aprile. Ne abbiamo già raccolte circa 11.000, perché l'adesione da parte dei cittadini è un'adesione molto convinta su questo tema. Stranamente, io sono stato in piazza tante domeniche a raccogliere firme e ho trovato una grande, diciamo, vicinanza da parte della gente comune, non solamente dei piccoli imprenditori. Infatti questo è un monito che facciamo ai telespettatori che ci seguono. Quando voi vedete questa locandina della Confesercenti e avete visto la locandina sul monitor qual è, sappiate che questo è l'intento, non si vuol carpire niente assolutamente, è una raccolta firme per una legge popolare, insomma. Sì, è una legge popolare, tra l'altro si può andare a firmare anche su tutti i comuni, dove ci sono i moduli. In tutti i comuni si può andare a firmare tranquillamente, no? Ma dicevo, questa è una battaglia di civiltà e, se vogliamo, anche di modernità, perché anche qui io voglio sconfessare un luogo comune. Quando si dice questa legge perché ci vogliamo avvicinare all'Europa, diciamo una grande stupidaggine, perché è assolutamente vero il contrario, e cioè che tutti i paesi europei, quelli a cui io credo dobbiamo fare riferimento, i paesi moderni, evoluti, che hanno un'economia che funziona, va bene, hanno una legislazione in questa materia invece che vede una forte regolamentazione delle aperture domenicali e anche degli orari. Quindi non è vero assolutamente. Non è assolutamente vero, ma abbiamo esempi sia in Francia, le cito due esempi che sono anche abbastanza curiosi, perché è bene che i telespettatori sappiano bene come funzionano le cose. Intanto, non c'è un paese in Europa, va bene, di questi paesi che abbia la liberalizzazione, che attui la liberalizzazione. Sono tutte regolamentate e hanno delle possibilità di aperture limitatissime, simili a quelle che avevamo noi prima di questo provvedimento nel Veneto, che erano le 8 domeniche più le 4. Ma ad esempio in un land della Germania, una di quelle grandi società che poi vengono qui a protestare perché non si apre, va bene, lì sono riuscite a convincere il governo locale, diciamo, ad adottare un provvedimento che aumentava le aperture domenicali. Chiamiamolo il patriarcato locale, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale
ha dato ragione a chi ha fatto ricorso perché ha detto una cosa molto semplice. Alla domenica le persone hanno il diritto di riposarsi, va bene, e di stare con i loro cari. In Francia una società, anche qui una multinazionale molto presente anche qui in Italia, che protestava e protesta e vuole le aperture domenicali, ha provato ad aprire in difformità della legge, perché era in un'area vicina al centro di Parigi, dove anche a Parigi si apre, ma anche qui un numero limitato. Ebbene, gli hanno fatto una sanzione di 32 milioni di euro. No, i 2.500 euro come si fanno qui. E stia tranquilla che questa non apre più. Infatti. Per dire che la modernità, i paesi, diciamo, quelli che sono evoluti e che noi dovremmo imitare, non applicano certamente questi provvedimenti. Noi andiamo in pubblicità adesso. Se voi avete da fare delle osservazioni, siete favorevoli o non siete favorevoli, perché? Allora esprimete il vostro parere, potete anche chiamare, abbiamo visto anche i messaggi che stanno arrivando. Dopo la pubblicità, tra pochi secondi. Fatto in serietà. Allora, eccoci qua, abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno, signora Elena. Buongiorno, da dove chiama? Sono Daniele, solito Daniele. Sì, prego, dica tutto. Innanzitutto ringrazio per darmi sempre la possibilità di dire la mia. Mi sono fermato in bicicletta perché adesso sono a prendere... Chiedo alla regia se alzano il volume così la sentiamo bene anche in studio. Dica, intanto dica. Tutto alto, col telefono vecchio, Eccolo qua, va bene, la sentiamo, dica pure. Allora, io penso che dal lunedì al venerdì c'è la sufficienza per fare la spesa, no? Sì. Dopo le persone che devono fare i dottori, infermieri, in un altro caso. Però parliamo di negozi, penso che da lunedì al venerdì ci sia la possibilità di fare la spesa molto alla grande, visto che manca anche soldi. E tante ragazze che conosco che lavorano di domenica potrebbero stare con i propri figli, con la famiglia, e purtroppo non possono stare. Allora faccio un appello: da lunedì è sufficiente, dopo al sabato o domenica si può stare con la famiglia. Questi sono i veri valori per i figli. Certo, lei ha messo la sua firma? La firma dove? E sui banchetti che ci sono fuori dai sagrati delle chiese, oppure sulle piazze? Guardi, allora adesso glielo dico col cuore in mano. Mi saluti il direttore, se mi dà un microfono in mano faccio parte della vostra trasmissione, la difesa di tutte le famiglie per bene. Va bene. Comunque grazie. Se vede un banchetto metta la sua firma, grazie anche a lei, grazie al nostro telespettatore. Allora, quindi sostanzialmente vediamo che c'è partecipazione, c'è sensibilità da parte delle persone normali, tranquille. Qual è l'ostacolo più grosso? Ma l'ostacolo è dovuto intanto da una forte pressione che viene esercitata da parte della grande distribuzione nei confronti delle forze politiche e delle istituzioni che, devo dire, trovano ascolto, più di quanto siamo riusciti a farci ascoltare noi, visto che questi sono i provvedimenti. Ma poi c'è, perché è anche molto diffusa un'idea, diciamo, liberista, che non è liberale, perché ci sono parecchi, diciamo, figure illuminate, che sono liberiste, che però anche su questo tema, come lo sono io, su questo tema dicono: non è che tu dalla mattina alla sera liberalizzi tutto e quindi cambi un sistema, perché la liberalizzazione richiede anche delle regole, e qui quello che noi sosteniamo è che devono essere messe delle regole, perché guardi, innanzitutto noi non possiamo certo essere tacciati di essere corporativi e di essere in qualche modo antimoderni, perché nel 98 noi abbiamo accettato la liberalizzazione dei negozi di vicinato, non della grande distribuzione, certo. Chiaro?
Quello che è successo poi è stato che in realtà si è liberalizzato anche la grande distribuzione, che invece doveva essere ben regolamentata. Forse non avevate fatto un distinguo sufficiente. No, noi l'avevamo fatto bene il distinguo, gli altri non hanno fatto bene il distinguo, perché in realtà la liberalizzazione dei piccoli negozi già allora, come oggi, ci stava, perché quello che sta succedendo è che si stanno impoverendo le città, perché chiudono i negozi. Cioè qui il problema è che noi dovremmo dare una medaglietta a chi apre oggi un'attività commerciale. Allora i limiti e le limitazioni nelle città per le aperture dei negozi non servono assolutamente a nulla, perché oggi manca chi viene ad aprire. Perché ci sono, quello che è successo diciamo attorno alle città con gli insediamenti della grande distribuzione ha disincentivato fortemente anche gli investitori all'interno della città, ed è per questo che è positiva, è molto positiva quella parte della legge regionale che è stata approvata, che semplifica e favorisce gli insediamenti anche delle medie strutture, e anche se sono grandi tanto meglio all'interno della città, perché aiutano la città e il commercio cittadino e disincentivano tutti quegli insediamenti che sono nelle aree esterne della città, quelle che abbiamo conosciuto in tutti questi anni. Ricordo anche che sempre in materia di orari c'è già stato un referendum ma infatti, promosso dai radicali, dove i cittadini a stragrande maggioranza avevano detto di no. I cittadini. A me sembrano dei tanti referendum. Ecco, che sono stati disattesi. Partiti. Ma anche le recenti indagini che sono state svolte, non quelle parti che poi vengono comunicate dalla grande distribuzione, perché dovrebbero presentare le indagini nella loro completezza, va bene. Ne abbiamo una molto recentissima noi, fatta qui nel Veneto da un soggetto terzo, che è Unioncamere, che dice chiaramente che la stragrande maggioranza dei cittadini, delle imprese, ma anche una parte consistente della grande distribuzione, ritengono che le aperture domenicali non siano così utili, che non servano. Allora cerchiamo di, nella prossima legislatura, confidando in una classe politica un po' più responsabile, diciamo, e anche rappresentativa del territorio, perché ho visto che diversamente dalle precedenti elezioni, queste elezioni vedono molti candidati che sono espressioni del territorio, nonostante la legge attuale che c'è. No? Io voglio pensare, voglio sperare, perché voglio credere, voglio fare ancora questo sforzo di credere nella politica e nei partiti che la rappresentano, che siano in grado di interpretare realmente quelle che sono le esigenze di un territorio e non vogliono creare un monopolio, perché quando si parla di concorrenza, che le regole garantiscono la concorrenza, non la liberalizzazione, perché se guardiamo un settore, quello dell'alimentare, ad esempio, già oggi il 75-80% delle superfici alimentari sta nella grande distribuzione. Certo. E allora dov'è la garanzia della concorrenza che garantisca ai piccoli commercianti dentro le città, nei centri urbani, di dare un servizio di vicinato? Chi la garantisce se non le regole? Non certo la liberalizzazione. E allora le regole che diano la possibilità di esercitare la libertà di impresa certamente a tutti, che ci sia la concorrenza certamente, ma con delle regole, perché non vi sia un monopolio di qualcuno a discapito di qualcun altro, perché chi paga poi è il servizio che dai ai cittadini. Stavano arrivando anche dei messaggi, uno di questi praticamente puntava sul fatto che bisogna consentire ai consumi di esserci e quindi di sgravare di tasse su tasse. Adesso arriverà anche la TARES, che riguarderà anche molti della vostra categoria in modo pesante, anche la grande distribuzione, perché abbiamo fatto i conti proprio l'altro giorno con degli esperti, sono dei numeri da paura praticamente, e che quindi portano poi a un aggravamento di tutte le situazioni a cascata, ma non consentono soprattutto al consumatore di scegliere. È vero anche questo, perché se io ho un minor potere d'acquisto, quindi guadagno meno perché mi tocca spendere di più in tasse di qualsiasi genere, un po' mi oriento verso
la grande distribuzione, l'hard discount della situazione, che hanno avuto l'incremento, gli unici che hanno avuto un incremento sono stati gli hard discount. Certo. Non posso più andare nel casolino del piccolo negozio, che magari pochi ormai. Ce ne sono, no, ma che poi erano belli secondo me. Io ho ancora la memoria storica di cui una volta ce n'erano, dove vendevano formaggi, compravi formaggi, dove insomma avevi anche il consiglio della persona. Adesso dove ci sono boutique, la boutique cioè non te la puoi più permettere. È inutile negarlo. Io immagino anche una famiglia numerosa, ma come fa? Oppure sei fortunato e sei nella fascia che diventa sempre più stretta di quelle persone che guadagnano tanto, o dipendenti pubblici che hanno sempre quel guadagno, dirigenti che hanno sempre un bel guadagno, che non si pongono il benché minimo problema e che lo possono fare. Ma io non penso che l'economia, il commercio si regga su questa fascia alta di popolazione, si regge su una fascia media, uno zoccolo che purtroppo, come dicono anche i nostri telespettatori, è sempre più eroso. A domenica si esce con la famiglia e si parla ai figli, al mare, in montagna, in collina, anche in bicicletta, non nei centri commerciali. Grazie. Bravo questo telespettatore, perché rappresenta molto bene qual è anche la situazione. Ha fatto in due parole una descrizione. Il nostro pensiero, quindi in forma molto sintetica, rappresenta una delle tante motivazioni, ma questa è tra le principali, cioè il fatto di dedicare, appunto, come dicevo prima, il tempo libero per il riposo della mente e del corpo e per dedicare il proprio tempo agli affetti familiari. Assolutamente. Poi è ovvio che il ragionamento dei consumi è legato alla crisi economica, e cioè al fatto che se non c'è ripresa economica che permetta intanto di ridare occupazione alle persone, perché le persone per consumare devono lavorare per guadagnare uno stipendio. Vale per chi è senza occupazione e per chi è in cassa integrazione. Poi c'è il grande tema della tassazione. Cioè la tassazione ha raggiunto ormai un livello in questo nostro paese che è diventato insopportabile, cioè nessuno è più in grado di reggere a questa tassazione. E la povertà ormai si sta sempre più diffondendo e i consumi sono la cartina tornasole più evidente di a quale livello ormai di impoverimento sia arrivata anche la società veneta. Allora qui bisogna necessariamente intervenire sulla tassazione, ma per intervenire sulla tassazione, va bene, bisogna intervenire da qualche altra parte per ridurre i costi, perché se noi vogliamo garantire uno Stato che funziona, servono le risorse. Allora o tu agisci sui costi o agisci sulla spesa o agisci sui ricavi. Allora i ricavi non è più possibile agire, perché la tassazione ormai ha raggiunto dei livelli. Spero che non applicano la patrimoniale così come era stata ventilata, perché la patrimoniale ormai c'è, si chiama IMU, va bene. Dobbiamo ridurre la spesa corrente, questo è il vero tema, e cioè gli sprechi che ci sono, che tra l'altro producono inefficienza, è lì che bisogna intervenire, ridurre gli sprechi e la spesa pubblica, perché solo così possiamo ridurre la tassazione. Assolutamente. Chiedo conferma della regia, abbiamo una telefonata in linea, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, sono Roberto, telefono da Padova. Prego, signor Roberto, dica la sua. Un di cuore saluto a lei, che è oltremodo simpatica e piacevole sentirla. Grazie. E un po' meno al suo ospite, perché sono un po' prevenuto contro tutti i burocrati e i dirigenti. Ma non è un burocrate. Io non sono un burocrate. È un rappresentante di categoria, quindi. Sì, ma secondo me l'associazione, referendum, l'altro onlus, sono tutti dita che vanno a mettere il dito sul buchino di uno scolapasta.
difficile essere sintetico. Mesi fa, Comune di Padova, 680.000 euro di premio per gli obiettivi dei dirigenti comunali. No, ma questa è stata una situazione ben diversa. Ho appena parlato di sprechi. Ma praticamente 680.000 euro vuol dire che a persone che prendono 10-15.000 euro al mese vuol dire dare un premio di 1.000-1.500 euro al mese di premio, voglio dire premio, ti regalo. Tu, dirigente che non hai rischio di impresa, non hai innovazione tecnologica, non rischi niente e chi vai a dirigere, le porto un esempio, trovo un autista di tram che mi dice io non ho finito la laurea perché mi è mancato il papà e mi mancava la tesi di ingegneria. Ho lasciato incinta l'amorosa, mi sono sposato, mi ritrovo su un pullman a 1.400 euro al mese. Se dimentico il panino a casa, io sto a digiuno tutto il giorno, perché io rinuncio a comprare anche la biciclettina per il mio bambino di 6 anni. Perciò l'economia in una situazione così, che questo patisce la fame e si fa un mazzo quadrato, il suo dirigente, un signore di Rovigo che ha detto se lo vedi non sembra un fenomeno, 15.000 euro al mese. Quel signore di 15.000 euro al mese non va a comprare la spesa dal casolino sotto casa, non spende soldi alle macchinette, è furbo, è un dirigente statale che molto probabilmente potrebbe anche fare quello che si chiama l'insider trading, perché in Italia quello che è il tumore dell'economia telematica, dei finti lavori, dell'economia finta virtuale, sì. Ma gli sprechi non sono uno spreco, due spreco, perché mettete il ditino sullo scolapasta, è uno Stato da rifondare. Però guardi che sì, no, ma io capisco la sua rabbia, signor Roberto. Ha i soldi per fare ricorso amministrativo e noi ci costa di più quel dirigente. L'Italia sta andando a remengo perché è tutta da rifondare e da rifare. Signor Roberto, va benissimo, chiaro. Quello che dico, signor Roberto, come dico a tanti altri, se voi ve ne state lì sul divano, al limite telefonate, fate benissimo a telefonare perché almeno manifestate o comunque vi sfogate, però non togliete nulla. Quando c'è stato questo articolo sul giornale, un bel po' di cittadini davanti al Palazzo del Comune che magari tiravano per la giacchetta quando entrava o quando usciva il sindaco, perché comunque non è un essere invisibile, gli avessero detto ma scusi, ci vuole dare una spiegazione perché, e si piantavano lì per avere una spiegazione perché quei soldi comunque sono tutti nostri, sono di chi è residente a Padova e li avrà tirati fuori in qualche modo, probabilmente con l'aliquota IMU al massimo livello, o probabilmente no, il sindaco avrebbe dato una spiegazione che poteva essere soddisfacente oppure no. Qualora non fosse stato soddisfacente, scriverselo, annotarselo, ricordarselo al momento delle elezioni. Adesso lei è arrabbiato e tutto, c'è una scelta enorme di liste, perché c'è una scelta enorme, starsene a casa, non manifestare è scorretto perché sceglieranno gli altri per lei, vada a scegliere tra tutte queste offerte se c'è qualcosa che è la meno peggio, perché la migliore non possiamo dire, la meno peggio che possa soddisfare. Per quel che riguarda il nostro ospite, in questo caso è rappresentante di categoria, per cui non fa parte di questi burocrati contro i quali purtroppo ha detto, ma quando ci sono queste cose qua bisogna alzarsi dal divano e andare in qualche modo, tirando gli amici, i parenti eccetera, a farsi vedere, protestare, senza sollevare la voce veramente, ma fare la condiscendente, il buon viso a cattivo gioco perché non ci si vuole sbilanciare, non si ottiene assolutamente nulla. Per cui plauso alla Confesercenti che ha voluto mobilitarsi, farà fatica perché è un lavoro in più per i quali non vengono pagati e anche i volontari della domenica non vengono pagati, però vogliono ottenere qualche cosa. Voi cittadini volete ottenere qualche cosa? Sì, fate qualche cosa. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, comunque ringraziamo della telefonata perché è molto utile, però capiamo anche la rabbia sì, e il malessere, vero? Che non se la prenda con me, signor Roberto, perché credo stiamo dalla stessa parte. Quindi io non sono un burocrate, ma sono uno che vive e subisce la burocrazia. Che subisce e cerca di contrastarla. Ricordo solo che a proposito di quella considerazione che ha fatto la potremmo catalogare, anche se non in modo un po' anomalo, a quelle che si chiamano gli sprechi. La Confesercenti sono anni che presenta annualmente, va bene, l'elenco degli sprechi che avvengono nel nostro Paese.
e i risultati sono disarmanti, se non preoccupanti e drammatici, di quanti soldi noi buttiamo via. Sono un negoziante macellaio di carne, siamo in crisi e sono anni che sento queste storie, siamo stanchi, basta. Dico anch'io basta, sono stanco anch'io come questo negoziante, io capisco la difficoltà che stanno vivendo e la rabbia che c'è. È anche una perché cosa tra che ci l'altro accomuna. Negoziante di carne, le macellerie rischiano veramente... Macellerie perché... certo, ma è una cosa che ci accomuna, però questo basta, lo dobbiamo dire come lo stiamo dicendo anche noi, alla classe politica e ai politici che dobbiamo dire. Ma secondo lei, perché voi avete invocato anche il discorso che non è un caso, cioè un caso, un po' è casuale, però non è tutto sommato un caso che questo convegno, che questa iniziativa capiti in questo periodo. Avrà funzione? Qua ci possono aprire i negozi anche nel soggiorno che senza soldi non compriamo un piffero, esatto. Spariranno tutti i centri commerciali e torneranno le botteghette. Ma magari. Questo non è magari. E diciamo, questi politici che voi volete, questi candidati che voi volete sensibilizzare e quindi il fatto di fare questa campagna in questo periodo, secondo lei ne avrà avuto sentore? Sono sensibili oppure no? Ma in campagna elettorale lo sono. Dicono di essere, lo vedremo. Cioè noi chiederemo, per quanto riguarda le aperture domenicali, un impegno preciso a modificare la legge, e cioè di togliere questo principio che attraverso il quale le aperture sono liberalizzate così come gli orari. Ma dall'altra parte chiederemo anche dei provvedimenti che riguardano la tassazione delle piccole e medie imprese, la semplificazione, va bene, lo snellimento, diciamo, e un migliore funzionamento della pubblica amministrazione e quindi della burocrazia, e cioè devono dire e devono poi assumere anche quei provvedimenti che sono necessari per favorire la piccola e media impresa che svolge un ruolo così importante nel nostro paese e nella nostra regione. Cosa propongono? Questo è quello che noi gli chiederemo di favorire l'occupazione, ma per favorire l'occupazione bisogna ridurre il costo che l'impresa sostiene per assumere una persona, giovane o meno giovane che sia, e cioè questi devono mettersi in testa... Ma non il costo, nel senso che quello che guadagna il giovane, perché magari invece che pagarlo 800, 600 lo vanno a pagare 300. No, il problema è che i lavoratori, la tassazione sul lavoro, il cuneo fiscale... Oggi, se li confrontiamo anche con i lavoratori degli altri paesi europei, prendono troppo poco. Certo. E le imprese, viceversa, se le confrontiamo con le altre imprese europee, pagano troppo, il lavoratore costa troppo all'impresa, prende tanto lo Stato, prende poco il lavoratore. Pronto? Pronto? Chiediamo alla regia se possono alzare il volume che non sentiamo bene. Pronto, adesso la sentiamo. Da dove chiama? La provincia di Rovigo. Perfetto, senta, abbassi il volume e così possiamo parlare tranquillamente. Va bene. Grazie. Fatto? Posso parlare? Parli, lei parli, ci dica tutto. Volevo dire, in Italia abbiamo una burocrazia soffocante. Il problema è che il burocrate in Italia, quando sei al suo cospetto, ti deve far capire che comandare è lui. Certo. E fa di tutto per metterti i bastoni tra le ruote. Io dico, ed è un compito che assolverei molto volentieri, che tutta questa montagna di sterco, se fosse per me, sarebbe già evaporata da un camino. Grazie, arrivederci. Grazie della sua telefonata. Allora, torniamo un po' a noi. Se non sbaglio non c'è più la telefonata in linea, quindi se c'è un'altra telefonata magari chiedo alla regia di darmi conferma. Franceschi, un altro aspetto che volevo capire relativamente alla nuova legge sul commercio di cui avevamo parlato tempo addietro, noi abbiamo avuto anche rappresentanti di Confcommercio che ha manifestato un po' di dissidio con la decisione presa. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione in chiusura rapidissimo. Sì, la nostra è una posizione di condivisione della legge. Abbiamo partecipato, diciamo, alla stesura.
riteniamo sia una buona legge e che vada. Quindi voi siete d'accordo, insomma? Noi siamo d'accordo, aspettiamo il regolamento di attuazione perché deve interpretare correttamente lo spirito della legge, quindi lì ci confronteremo. Certo. Ma voglio sperare che il regolamento dia attuazione ai principi e ai fondamenti della legge, quindi la consideriamo una buona legge e finalmente una interpretazione corretta, diciamo, di come una legge regionale deve governare il settore del commercio e della distribuzione. Perfetto, siamo arrivati al termine, il tempo è letteralmente volato. Grazie direttore Maurizio Franceschi, grazie ai nostri telespettatori di averci scritto tantissimi messaggi, abbiamo cercato di leggerli, poi gli altri comunque li guarderemo, e di aver partecipato. Come sempre l'appuntamento questa sera alle 21 per la trasmissione di approfondimento relativamente alle realtà delle piccole e medie imprese del nostro territorio, che cosa sarebbe bene fare per avere un governo che potesse in qualche modo essere sufficiente a muovere un po' l'economia, muovere il sistema e non uccidere anche le piccole e medie imprese. In questo caso rientrano naturalmente anche le attività commerciali, perché tali sono. Grazie, ancora appuntamento questa sera.